Nella storia di Cittadella vi fu una figura femminile davvero rivoluzionaria per quei tempi. Chi era Violante Bentivoglio Malatesta? Violante Bentivoglio, moglie di Pandolfo Malatesta, era la signora di Cittadella. Pandolfo Malatesta, riminese, Violante Bentivoglio di Bologna. Cosa ci facevano qua a Cittadella? Venezia, che a quell'epoca possedeva questi territori, quindi anche Cittadella, era molto interessata invece al territorio riminese. Propone così uno scambio. Scambia i territori di Cittadella con la famiglia Malatesta, quindi Venezia possederà Rimini per qualche tempo e invece la corte dei Malatesta Bentivoglio si trasferirà qua a Cittadella, trasformandola in una vera e propria corte rinascimentale. Violante Bentivoglio era una signora di grande cultura e mecenate di artisti e letterati. Chiamò qui appunto un artista dell'Emilia per far decorare il suo palazzo e la casa del capitano. Il palazzo pretorio così divenne una piccola corte affrescata in maniera magistrale e molto singolare. Vediamo qui nei modellini il pittore che si appresta a fare i disegni preparatori per gli affreschi che sono ancora tutt'oggi visitabili a Palazzo Pretorio. Violante Bentivoglio la vediamo vestita qui riccamente con un vestito di seta e lana di colore verde e un mantello rosso bordato d'oro che sottolinea il suo status sociale nobile. Proseguendo troviamo il suo sposo Pandolfo Malatesta. È anche lui riccamente vestito, però in abiti civili. Pandolfo Malatesta era spesso nelle sue battaglie e nelle sue campagne militari, quindi Violante Bentivoglio rimaneva spesso da sola a casa e doveva lei intrattenere i rapporti diplomatici con le famiglie nobili del resto d'Italia.